Ci troviamo nella stanza dedicata a Vittorio Podreca, all'interno del Centro Internazionale Vittorio Podreca Teatro delle Meraviglie di Maria Signorelli, che ha visto la luce il 30 giugno 2016 e a un anno dalla sua nascita abbiamo il grande piacere quest'anno di concludere l'ambizioso progetto europeo che ha visto Cividale come capofila, insieme alla Slovenia, la Spagna e la Croazia, che è stato realizzato partecipando ad un programma denominato Europa Creativa a Bruxelles. Un progetto che il Comune di Cividale ha voluto fermamente per valorizzare la figura di Vittorio Podreca in particolare e arrivare all'obiettivo di far conoscere il teatro di figura, studiando appunto l'operato di questi tre pionieri, Vittorio Podreca, come ho detto, Milan Klemencic per la Slovenia ed Ermenegildo Lanz per la Spagna. Il 30 giugno 2016 abbiamo, come ho detto, inaugurato nell'ala moderna del monastero questo splendido centro, composto di alcune stanze che sono testimonianza della bellezza delle marionette e di quella che è stata la loro funzione per tantissimi anni. Stiamo parlando della prima parte del XX secolo, in un mondo senza immagini, in cui le marionette assolvevano la funzione di cronista della storia. Raccontavano infatti tutto ciò che accadeva, dai fatti bellici alla cronaca mondana, alle storie dei re e dei principi. Era un mondo in cui le persone avevano bisogno di vedere, di sapere e di conoscere e andavano al teatro delle marionette.